Con le audizioni ai rappresentanti delle associazioni, dei correntisti, degli azionisti, degli obbligazionisti e ai delegati delle organizzazioni sindacali dei dipendenti degli istituti bancari hanno preso avvio i lavori della commissione speciale d'inchiesta istituita per analizzare i gravi fatti che hanno interessato il sistema bancario in Veneto. Oltre all'unanime grido di dolore che ha ribadito ancora una volta il dramma di migliaia di risparmiatori, famiglie, imprenditori e liberi professionisti, dagli interventi è emersa chiara la richiesta alla Regione di istituire un tavolo di coordinamento per avviare un'azione di conciliazione con le banche. Il tentativo anche di aprire, possiamo dire, dei ponti di collegamento tra quelle che sono le posizioni, tra gli istituti e gli azionisti, i correntisti che hanno bisogno di un confronto anche per capire quale sia un percorso eventualmente fattibile di compensazione per chi appunto ha bisogno di risposte concrete che hanno in questo momento forti difficoltà economiche. Nelle prossime settimane verrà stabilito anche a chi dare i fondi messi a bilancio e le modalità di assistenza legale. E questo sarà compito insieme alla Giunta di individuare chi saranno i beneficiari. L'obiettivo è quello di compensare certe spese legali, ma secondo me è anche l'obiettivo di uniformare quella che è l'azione legale nei confronti appunto degli istituti. Anche questo per non creare ulteriori speculazioni in chi in questo momento ha bisogno appunto di assistenza legale, molto spesso magari potrebbe ricadere in ulteriori sistemi sicuramente non consoni a quello che è l'obiettivo.